TG Plus Sport edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario sportivo il calcio, buone notizie arrivano dalla Serie A con il pareggio della formazione lagunare sul terreno della Fiorentina. L'11 di mister Eusebio Di Francesco rispetto alla gara contro la Lazio è riuscito a gestire meglio la fase difensiva. Migliore in campo Joronen con delle belle parate, ma gli arancio-nero-verdi hanno avuto qualche occasione per poter far male in attacco. In Serie C esordio amaro dell'Union Clodiense che ha perso in casa del Lecco. I Granata riescono a tenere discretamente il campo ma alla fine regalano un gol con l'autorete di Salvi. Passiamo al basket. Nel giro di un giorno la Reyer ha già venduto quasi 300 tessere per una campagna abbonamenti appena iniziata. More than a feeling è lo slogan scelto dal club. Più di un'emozione, più di un sentimento e l'immagine di un vero cuore. Gli abbonamenti sono acquistabili da subito online e dal 2 settembre alla Reyer Store del Taliercio. La presentazione è venuta sabato sera a Forte Marghera. Nel corso della serata è stato presentato Daniele Dimitri Martini, giocatore rappresentante della squadra dell'Umana Reyer di basket integrato. Passiamo al futsal. Si stanno per riscaldare i motori anche per il mondo del calcio a 5. Il nuovo sodalizio del Mestre Fenice C5 ha già pianificato i vari test della propria pre-season. La formazione arancio-nera giocherà per la prima volta il 14 settembre con il Calcio Padova C5 al Pala Franchetti alle ore 15:30. Sempre nello stesso luogo e al medesimo orario sono state programmate altre due amichevoli. La prima il 21 settembre con il Futsal Villorba e la seconda con Canottieri Belluno. Infine il 5 ottobre, questa volta al Pala Cicogna di Ponzano Veneto, i mestrini faranno visita alla Came Treviso. E iniziano domani le Paralimpiadi di Parigi che si concluderanno l'8 settembre. Tra gli atleti in gara ci sarà anche il nuotatore Antonio Fantin che lo scorso 3 agosto ha compiuto 23 anni. L'atleta di Bibione, nativo di Latisana, è campione paralimpico nei 100 metri stile libero, 10 volte campione mondiale e 9 volte europeo. Per lui le gare individuali inizieranno il 5 settembre con l'obiettivo di fare meglio di Tokyo, ovvero confermare quanto fatto nei 100 e migliorare nei 400. A differenza delle ultime Paralimpiadi, stavolta con Fantin ci sarà anche la sua famiglia. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.